Pino Marchese, originario di Palermo, è stato un cantante neomelodico attivo tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80. Cresciuto in un contesto popolare del Sud Italia, si distinse principalmente nell'ambiente musicale locale, in un periodo in cui il genere neomelodico iniziava a diffondersi attraverso feste di quartiere, concerti dal vivo e la vendita di cassette. La sua musica si distingueva per testi profondamente sentimentali, spesso scritti in dialetto, che esploravano temi quali l'amore, la gelosia, sofferenza e vita quotidiana hanno rappresentato i temi centrali della sua arte, permettendogli di creare un profondo legame con il pubblico, il quale si identificava nelle sue canzoni, semplici ma intense. Pur non avendo raggiunto la notorietà a livello nazionale, Pino Marchese era conosciuto e apprezzato nel proprio contesto, in particolare tra la gente comune. La vita di Pino Marchese si interruppe tragicamente nel luglio del 1982, quando fu assassinato a Palermo. In quegli anni, era già noto come cantante neomelodico e attirava l'attenzione di molte ammiratrici. Il destino riservò a lui la sorte di innamorarsi, ricambiato, della moglie di un mafioso detenuto, che era anche sorella di Giuseppe Luchisseddu, uno dei sicari più spietati di Totò Riina. In quegli anni, i due erano protagonisti di stragi che trasformarono la Sicilia, in particolare Palermo, in un vero e proprio bagno di sangue. Inizialmente, gli fecero fare esperienza di isolamento, colpendo la sua vita lavorativa, e successivamente un comando di assassini lo catturò e lo torturò. Fu trovato privo di vita nel bagagliaio di un'auto a Palermo, con i propri genitali in bocca. Alcuni collaboratori di giustizia dichiararono che Giuseppe Luchisseddu uccise la sorella simulando una rapina per vendicare l'onore della famiglia. Dopo la sua morte, Pino Marchese è diventato una figura simbolica della musica popolare per coloro che lo hanno conosciuto e ascoltato. Le sue canzoni continuano a diffondersi tra la gente, rappresentando un segno di affetto e di memoria. Negli ultimi anni della sua vita, Pino Marchese continuava a cantare con il cuore, senza mai rinnegare le sue radici. La sua musica parlava di amore, di dolore, di speranza. Parlava della gente comune. Poi, la violenza della mafia ha deciso di spezzare tutto questo. Gli ha tolto la vita, nel modo più crudele e ingiusto. Ma la mafia può fermare un uomo, non ciò che rappresenta. Non può uccidere una voce che ha lasciato un segno. Non può cancellare un sogno che continua a vivere nelle canzoni, nei ricordi, nelle persone che ancora oggi lo ascoltano. Pino Marchese è diventato simbolo di un talento strappato troppo presto, di una libertà negata, di un'arte che non si è piegata alla paura. Ricordarlo oggi non è solo un atto di affetto, ma anche di verità, perché finché la sua musica verrà ascoltata, finché il suo nome verrà pronunciato, Pino non sarà mai davvero silenzio. La sua voce resta. La sua storia continua.